Un agrigentino a commissario straordinario del governo per il coordinamento della lotta anti-racket e anti-usura. Si tratta del prefetto Domenico Cuttaia, originario di Favara. Questa mattina il commissario, dopo una tappa in prefettura per incontrare il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, si è recato al liceo Empedocle, dove si è intrattenuto con gli studenti alla presenza delle autorità locali. Domenico Cuttaia è entrato nell'amministrazione dell'interno nel 1978. Nominato prefetto nel 2005, tra le funzioni ha svolto anche quella di coordinamento delle attività di protezione del Presidente della Repubblica. Tutti positivi commenti seguiti alla sua nomina, decisa dal Consiglio dei Ministri. Il prefetto Cuttaia, commissario per le vittime di racket e usura, va a ricoprire una sede vacante dal luglio del 2016. Come intende muoversi? Intanto mi muoverò nel solco della continuità, perché c'è un'azione amministrativa forte, autorevole, che mi auguro possa continuare con altrettanta incisività anche sotto la mia direzione. E poi mi propongo anche di ampliare la platea di chi ricorrerà al Fondo di solidarietà, ma aumentare anche la platea di chi è comunque interessato a vedere come funziona questo meccanismo, di chi è interessato a diffondere la possibilità di utilizzare questo strumento, perché noto nei giri che faccio che molta gente non conosce che c'è uno strumento formidabile, quale è l'accesso al Fondo di solidarietà, in grado di dare subito un aiuto concreto, economico alle persone vittime di estorsione e di usura e al tempo stesso di incrementare le denunce. Per affermare la legalità è importante iniziare dai giovani. Lei oggi è qui al Liceo Classico di Agrigento. Sì, è fondamentale iniziare dai giovani, intanto perché i giovani ragionano con uno spirito libero e per fronteggiare la criminalità bisogna avere uno spirito libero che si formi attraverso lo studio, che si formi attraverso la convinta adesione ai principi di legalità e ai principi etici, in primo luogo quella di solidarietà, e perché i giovani costituiscono il miglior veicolo, mi scuso se uso questo termine, ma la migliore possibilità di divulgazione, di informazione. Un uomo dell'Agrigentino nella lotta a due fenomeni odiosi, racket e usura. Il prefetto Domenico Cuttaia, agrigentino nelle origini, poi ha lavorato su tutto il territorio nazionale, persona di grandissima esperienza oltre che di straordinaria professionalità. È nato così, un pochettino anche forse casualmente, ma non troppo. Gli ha fatto assolutamente piacere venire in Sicilia, venire in particolare qui ad Agrigento, e stamattina in prefettura prima c'è stato un incontro con il nucleo di valutazione che si occupa delle pratiche delle vittime dell'usura, delle vittime del racket ai fini dell'accesso al fondo di solidarietà dello Stato, somme che lo Stato mette a disposizione per la ripresa delle attività in termini assolutamente sostenute, le loro attività di carattere economico, imprenditoriale e commerciale. Un tema di grande attualità oggi nel suo istituto. Abbiamo accolto con molto piacere, ci siamo anzi sentiti particolarmente onorati, il tema posto all'attenzione degli studenti che riguarda il tema più ampio della legalità e dell'impegno sociale e civile che in una democrazia esso richiede ai cittadini, dovesse essere posto ai nostri ragazzi come una delle tante opportunità perché possano riflettere sul valore di una formazione che li deve naturalmente anche proiettare verso anche quei valori che sicuramente possono contribuire a far migliorare la società stessa.